Presidente, intanto ben ritrovato. Oggi Fondazione Opera Immacolata Concezione, la 6ª edizione del convegno nazionale sui disturbi neurocognitivi. Un tema molto importante che dà anche la possibilità di ottenere degli ECM. Assolutamente sì, siamo contenti come Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto di essere di nuovo qui a patrocinare l'evento e a sostenerlo. È un momento in cui andiamo a costruire uno spazio di pensiero su una delle grandi sfide globali strategiche per tutto il tema della sanità pubblica, che è quello dei disturbi neurocognitivi, la cui epidemiologia è veramente allarmante da un punto di vista di impatto sulla spesa sanitaria, di impatto però anche sulle biografie e i percorsi di vita delle persone e delle famiglie coinvolte. Come Ordine degli Psicologi, quindi da questo punto di vista, visto anche l'elevatissimo profilo scientifico e clinico della giornata, abbiamo ben volentieri dato un patrocinio, e il fatto che questo diventi un momento, un'occasione per lo sviluppo e l'aggiornamento delle competenze anche degli psicologi, oltre che delle altre professioni sanitarie, per noi è un momento molto importante. Parlare di Alzheimer, parlare di demenze, parlare di disturbi neurocognitivi nel loro complesso significa andare a ragionare su quelle che sono delle sfide alla memoria, all'identità e alle relazioni, perché al di là di una malattia, questa è una grande sfida a tutti quelli che sono elementi e dimensioni delle linee biografiche delle persone e delle famiglie coinvolte. Prenderci cura delle situazioni legate all'impatto di una malattia di questo tipo sulle reti familiari significa prendersi cura di tante linee biografiche, di tante linee di memoria e di relazioni che insieme vanno a significare qualcosa di importante, fondamentale, di cui le professioni sanitarie, psicologiche su un versante di caring, sul versante appunto psicologico, emozionale, relazionale, ma tutte le professioni sanitarie sono chiamate a una sfida insieme. Occuparsi di disturbi neurocognitivi significa portare avanti uno sport di squadra, non è mai uno sport individuale di una professione o dell'altra, e anche mettere insieme, come ha fatto IC, professioni diverse per parlare insieme di un problema comune è l'unico modo vincente per affrontare temi magmatici e complessi come questo. E quindi tanti patrocini, che significa una rete sempre più ampia per affrontare le sfide di una popolazione che cambia e soprattutto anche abituarsi a quello che è l'importanza di condividere le best practice. Assolutamente sì, la condivisione, l'allineamento, il continuo confronto interdisciplinare è l'unico modo su cui una serie di malattie, di problematiche così trasversali può essere affrontato. Non ha un impatto solo psicologico, non ha un impatto solo sociale, non ha un impatto solo neurologico, non ha un impatto solo assistenziale. Abbiamo bisogno di costruire buone pratiche in ognuna degli ambiti disciplinari e di capire in che modo possiamo elevarle a modelli integrati caring. Creare modelli integrati non significa fare retorica di mettere insieme pezzetti, significa riuscire a ragionare insieme come comunità dei curanti per occuparsi di una comunità di dolenti e di persone che stanno intorno alle persone che sono portatrici del problema. E solo queste reti possono prendersi cura delle altre reti. Ecco, costruire reti è quello che è stato fatto da OIC e credo che sia stato fatto in maniera vincente.